Non ci sei, che va? Ma non cambia, tutto un po' di parallele. Dimmi tu quando? Sì, guarda, un secondo solo. Fammi aprire. Ok, vai. Focus TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Dopo la nuova ordinanza che interessa le case di riposo e le strutture sociosanitarie del Veneto, il governatore è pronto ad affrontare anche tutta la questione trasporti, ma vediamo assieme. I fronti aperti sono due, trasporto pubblico e privato, ma prima di arrivare a un'ordinanza la Regione ha inviato le bozze al Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Il tema del resto è delicatissimo, soprattutto se si guarda a settembre. Da un lato il ritorno a scuola, dall'altro la spada di Damocle di un nuovo contagio, tutto da decifrare. Ovvio è che questa è un'ordinanza più impegnativa perché comunque va a cozzare con DPCM, perché vorremmo portare la filosofia del fatto che si possano caricare e quindi far accomodare nei treni piuttosto che nei pullman persone pari alla capienza del mezzo senza riduzioni purché abbiano la mascherina, quindi come accade in giro per l'Europa. Insomma, la Regione non vorrebbe nessun dimezzamento dei posti come invece indicato dai provvedimenti del governo, con il rischio di aprire un nuovo fronte con Roma, come se non bastasse quello caldissimo delle elezioni, con le forze del centrodestra nazionale che hanno ufficializzato il proprio sostegno a uno Zaia a terra. Quanto al diretto interessato, la reazione è cauta, due però i punti fermi, Election Day e autonomia. Domanda, si va a votare? Perché a tutt'oggi non è fissata la data del voto. Come voi sapete che far commenti in assenza di data del voto si rischia di sprecare fiato. L'abbiamo dimostrato in tutti questi mesi e abbiamo avuto ragione. Per quanto riguarda l'autonomia, confermo che l'autonomia è una condizione sine qua non per la prossima amministrazione. Nel frattempo si sta raggiungendo quota 900.000 tamponi con un indice del contagio che resta tra i più bassi in Italia, ma non basta certo per cantare vittoria. Rispetto agli assembramenti continuo a dire che il virus c'è, e se poi sono pezzi di virus o virus ancora con alta virulenza ce lo diranno i laboratori, ce lo diranno gli scienziati. E una curva epidemica sotto controllo è la miglior garanzia per un turismo che riparte davvero, con il piano di comunicazione della Regione in partenza sia a livello interno che internazionale. I più corteggiati, inutile dirlo, i tedeschi. La prima comunità è quella tedesca, che è quella nella quale, pensate, andremo nella TV principale, adesso non chiedetemi il nome, andremo nelle previsioni del tempo, che porta bene, no? Perché da noi c'è sempre il sole. E a proposito di trasporto pubblico, a Vicenza è proprio l'assessore alla mobilità che affianca la filosofia del governatore Zaia e chiede al proposito nuove linee di trasporto. Obiettivo: rilanciare il trasporto pubblico. Luca Zaia punta su un ritorno a pieno regime e piena sicurezza di treni e autobus e Vicenza coglie al volo l'occasione per dar manforte al presidente veneto. Le attuali normative anti-Covid e sul distanziamento sociale ad oggi non ci permettono di utilizzare il trasporto pubblico locale a pieno carico. Questo chiaramente purtroppo crea dei disservizi agli utenti, disservizi che saranno maggiori con l'inizio dell'anno scolastico. Il rischio è che molti studenti restino a terra di fatto creando degli assembramenti alle fermate.
La partita è aperta, soprattutto in vista di settembre, con la ripresa delle scuole e col pericolo di una nuova ondata di coronavirus. Il rilancio del trasporto pubblico, a pieno regime e piena sicurezza, potrà rappresentare addirittura una forma di tutela e garanzia per evitare assembramenti. Per questo motivo noi come Comune sosteniamo la proposta della Regione del Veneto avanzata al Comitato Tecnico Scientifico di Roma per far tornare gli autobus a pieno carico, chiaramente con l'obbligo e l'utilizzo della mascherina, questo per offrire un migliore servizio agli utenti e per evitare soprattutto anche gli assembramenti degli studenti alle fermate. E intanto restiamo a Vicenza perché si è registrato soprattutto all'interno degli ospedali una pesante carenza di infermieri. È proprio il sindacato che dice c'è bisogno di varare un nuovo bando di concorso. Non solo medici, alla sanità vicentina servono anche infermieri. È l'allarme lanciato dal sindacato di categoria il Nursind a metterla a nudo proprio la pandemia che ha costretto a scorrere tutte le graduatorie pur di trovare personale infermieristico. Ora più che mai serve un nuovo bando. A Vicenza mancano almeno 40 infermieri per dare seguito alle indicazioni regionali di ampliamento degli organici. Adesso è necessario che l'azienda Zero bandisca dei nuovi concorsi in modo tale da poter coprire anche i fabbisogni nuovi che sono emersi, perché aprire nuove terapie intensive o essere pronti per nuove terapie intensive vuol dire avere necessità di personale qualificato. Se il Covid ha attratto personale infermieristico negli ospedali, ha di fatto lasciato sguarnite le case di riposo, denuncia Uripa, l'Unione Regionale Istituti per Anziani del Veneto, e l'istituzione degli infermieri di famiglia potrebbe accentuare la crisi, rendendo difficile la gestione sanitaria delle strutture residenziali. Per il Nursind serve riformare il contratto infermieristico, oggi con inquadramenti generici rispetto a mansioni e ai tempi in cui viviamo. La prevenzione è l'unica arma contro il Covid-19, ne è convinto uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto, il professor Baldo. Mai dimenticarsi i presidi, mai dimenticarsi i distanziamenti, anche perché il concetto rimane sempre lo stesso. Abbiamo pochi casi, quindi riduciamo la probabilità. Siamo all'aperto, riduciamo la probabilità, ma il rischio zero non esiste. Ospite del presidente Zaia nel punto stampa quotidiano il professor Vincenzo Baldo, ordinario di igiene e medicina preventiva e componente del Comitato Tecnico Scientifico Veneto, che ha evidenziato come la prevenzione al momento sia l'unica arma per contrastare un virus così aggressivo, continuando ad adottare tutte le misure di protezione. Sono quelle che ci stanno in qualche modo salvando da quello che è la diffusione. Infatti abbiamo visto un'ottima riduzione del numero dei nuovi casi, almeno nel Veneto, e di conseguenza questo è quello che dobbiamo continuare a fare fino a che non avremo quello che speriamo tutti, che è il vaccino che arrivi il più presto possibile. Ma anche la scienza ha i suoi tempi. La scienza corre, sta cercando di arrivare in tempi veloci, perché a mio ricordo la produzione di un vaccino in tempi così brevi veramente non ha uguali in questo momento. Ovviamente abbiamo poco tempo, quindi è questo l'aspetto che mi spaventa tra virgolette di più, perché i tempi sono veramente limitati. L'altro aspetto è che una volta che lo abbiamo, vi ricordo che deve essere approvato, vi ricordo che deve essere prodotto e vi ricordo che deve essere somministrato e deve raggiungere quello che è l'herd immunity, quindi ci sono dei tempi tecnici che mi fanno prospettare a un anno prossimo per avere un qualcosa che mi dia una risposta dal punto di vista di herd immunity. E in linea con quanto dichiarato dal professor Baldo proprio dall'azienda farmaceutica Sanofi arriva l'annuncio che già nel primo semestre del prossimo anno potrebbe essere approvato un vaccino per poi diventare disponibile nella seconda parte dell'anno. Impossibile prenotare una visita medica al CUP, siamo all'interno dell'ULSS 3, insorgono gli utenti ma insorgono anche i sindacati. Il ritorno alla cosiddetta normalità è un processo irto di difficoltà anche per la riapertura del CUP, il centro unico prenotazioni dell'ULSS 3 Serenissima. La riprogrammazione delle visite sospese per l'emergenza sanitaria è un'impresa davvero ardua in questi giorni. I centralini bollenti per le numerosissime chiamate risultano spesso perennemente occupati. Anche noi stessi in redazione abbiamo ricevuto chiamate di anziani e cittadini preoccupati per non riuscire proprio a prendere la linea. A denunciare la difficoltà
difficile situazione di questo momento i sindacati dei lavoratori coinvolti, che subissati anche da nuove disposizioni post-Covid non riuscirebbero a fornire le prestazioni attese. Per fronteggiare questo picco di richieste, la CGIL chiede il potenziamento del CUP e il personale sanitario. Chiediamo alla direzione sanitaria e all'azienda Centro Orizzonti, che in questo momento gestisce questo servizio, di attivare e di arrivare ad un tavolo con noi costante su come questo servizio adesso debba funzionare. Non solo nella protezione dei lavoratori, ricordiamo che nella prima fase alcuni strumenti di protezione individuali quali mascherine, guanti e gel sono mancati in parte. Di conseguenza, per evitare quindi di esporre a rischi inutili i lavoratori e di conseguenza anche i pazienti, è opportuno che si arrivi ad un tavolo, così come previsto dai decreti legislativi in tema di riaperture Covid-19, che questo comitato e il confronto sindacale debba essere più costante. Intanto arrivano pesanti bordate contro la regione da parte della sanità montana. Siamo nel Bellunese perché è proprio il presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 1, Massaro, che lancia un pesante appello. Quello che è successo l'altro giorno è esattamente quello che abbiamo sempre denunciato, sembra che cadano dalle nuvole da Venezia e noi stiamo denunciando da anni esattamente questo problema. È severo il commento del presidente della conferenza dei sindaci di ULSS 1 dopo l'episodio del parto a rischio di sabato scorso in Comelico, che ha messo nuovamente in luce le difficoltà di chi vive in montagna. Non c'è nulla di nuovo, le richieste dei sindaci sono state puntualmente disattese dalla regione, che nella sua programmazione poteva derogare ai parametri e non l'ha fatto, dice con l'amaro in bocca Jacopo Massaro. Noi avevamo chiesto il mantenimento di determinate strutture e in alternativa, qualora le strutture dovessero essere tolte, avevamo chiesto di attivare una serie di servizi di tipo sostitutivo. Avevamo chiesto per esempio l'elisoccorso notturno, che non è partito. Abbiamo chiesto di mettere le ambulanze medicalizzate, che non sono state attivate. Avevamo chiesto per esempio di attrezzare un'ambulanza per i parti, esattamente come hanno in altre regioni. Richieste più volte ribadite senza successo alcuno in quinta commissione, il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin. Intollerabile, sbotta Massaro, certo che qualcosa si smuoverà solo se accadrà qualcosa di grave. Veniamo spesso trattati come fossimo bambini viziati, no? Che vogliono a tutti i costi, vogliono l'ambulanza medicalizzata, vogliono il soccorso notturno, vogliono le specialistiche ambulatoriali negli ospedali più periferici e remoti della provincia, come se questo fosse per noi un vezzo. I sindaci sono sul piede di guerra e pronti a portare avanti una battaglia per avere riconosciute le stesse opportunità di chi vive in pianura. Abbiamo avuto tanti altri casi in questo periodo che hanno dimostrato l'assoluta inadeguatezza della programmazione regionale voluta da Zaia, da Mantoan, da tutti coloro che hanno lavorato a questo tema senza conoscere minimamente i temi di montagna. Ci sono dei sindaci, sono eletti dai cittadini, si studiano queste cose e se fanno una richiesta non è perché sono viziati, è semplicemente perché ci tengono a fare in modo che la propria popolazione sia sicura. Adesso andiamo in provincia di Venezia perché ricorderete la rissa violenta scoppiata in pieno centro a Jesolo di sera. Bene, è intervenuto il questore di Venezia Mascio Pinto. Oggi abbiamo avuto più di un momento, uno al comune dove si è fatto un po' il punto della situazione sentendo anche i bisogni della città e dell'amministrazione e poi qui abbiamo messo invece a fattor comune la conoscenza delle problematiche, quindi abbiamo messo un po' tutte le componenti, che oltre le forze dell'ordine, quello del territorio, quindi la polizia locale, la parte ospedali, protezione civile, un po' tutte le forze in campo per capire quale fosse la ricetta migliore da adottare su Jesolo per garantire sicurezza a un territorio che merita tanto dal punto di vista turistico, soprattutto in questa fase post-Covid. Per cui partiremo da subito, già dal prossimo fine settimana, con azioni coordinate importanti, daremo maggior importanza anche a tutti quelli che sono i rilievi con le telecamere, quindi una videosorveglianza più efficace. Sicuramente provvederemo così a individuare immediatamente, nell'immediatezza, i responsabili di eventuali azioni pericolose oppure avvio di risse, insomma cose di questo genere. Il Comune ci ha garantito che la vendita e la somministrazione oltre certi orari all'esterno dei locali di prodotti alcolici,
quindi saremo anche in grado di intervenire su un consumo illegittimo. Ecco, con questo quadro ci prepariamo a affrontare un prossimo fine settimana dove non vogliamo assolutamente consentire che un gruppo di persone, di ragazzi che vedono nello sballo il loro divertimento possa rovinare invece il fine settimana a tanti altri ragazzi giovani che vedono in Jesolo un divertimento sano, fatto di stare insieme, di un territorio con un alto livello di vivibilità. Ecco, con questo progetto coordinato tra tutte le forze di polizia, che ringrazio per il contributo che stanno dando, e oggi sono qui con il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il prefetto nel corso del comitato tenuto ieri ci ha dato incarico appunto di verificare le forze in campo e mettere insieme un progetto di controllo del territorio. Questo credo che sia una risposta non solo nella nostra presenza, ma in quello che avverrà nei prossimi giorni, una risposta vera ed efficace. Soltanto un esame strutturale delle problematiche può portare a una risoluzione definitiva. Cioè, ho detto, ma questa è anche la posizione del prefetto ieri in comitato, basta ai pennicelli caldi, ma via ad azioni strutturate che portino all'eliminazione del problema. Ecco, questo è l'approccio forse nuovo col quale guardiamo queste problematiche. Stiamo lavorando d'intesa Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza per ragionare su rinforzi provenienti dallo stesso territorio, ma che vengano un po' a dare manforte a questo territorio. Quindi stiamo lavorando anche a questo tipo di presidio. Io quest'anno faccio appello anche ai gestori locali perché questo problema della crisi diventi un'opportunità, cioè fare divertimento in maniera sana può portare la realtà iesolana a diventare un'eccellenza del divertimento. Quindi noi ci occupiamo di quelli che creano il problema, ma chi fa la gestione di questi locali deve farlo in maniera consapevole, cioè far funzionare i locali in una maniera rispettando tutte le misure di sicurezza, quindi far diventare il Covid un'opportunità perché questi luoghi di divertimento diventino veri luoghi di incontro dove si può stare bene, dove si può andare a bere una cosa divertendosi e non poi finendo in ospedale o al pronto soccorso, oppure in galera, ancora peggio. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta Focus TG, siamo collegati via Skype con il nostro collega Federico Fusetti da Padova. Federico, ci senti? Federico, non ci sente ancora. Riproviamo semmai al collegamento, ritentiamo, chiudiamo e ritentiamo il collegamento. Ritentiamo il collegamento in un secondo momento perché si vede che c'è la rete che ha abbandonato Federico da Padova. Intanto parliamo del boom di turismo che ha interessato l'altopiano nel fine settimana. Vediamo tutte le immagini. La ripresa c'è e si vede sull'altopiano di Asiago, dove la prima domenica d'estate ha segnato un boom di presenze nelle vie del centro storico, con moltissimi turisti attirati come ogni terza domenica del mese per tutta la stagione dalle bancarelle del mercatino dell'antiquariato. Sta crescendo anche nella qualità degli espositori e questo sta divenendo un veicolo di attrazione per molti turisti che vengono dalla pianura. Questo ci dà soddisfazione perché crediamo che investire su manifestazioni di alto livello aiuti anche a sostenere il turismo, come si sta verificando in questi ultimi anni, in cui gli arrivi e le presenze da Asiago sono in costante aumento. A sorridere sono anche i proprietari di appartamenti, spiega il primo cittadino di Asiago. Abbiamo il tutto esaurito negli appartamenti per vacanza, meno presenze negli alberghi perché evidentemente la gente cerca soluzioni molto più vicine a quelle della propria abitazione per motivi di sicurezza, per motivi igienico-sanitari, per il mantenimento del distanziamento. Siamo solo all'inizio di una stagione segnata all'avvio da molti timori e restrizioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, i margini per migliorare ci sono ancora e nelle prossime settimane potrebbero crescere le prenotazioni in tutte le strutture ricettive del comprensorio. E siamo riusciti a metterci in collegamento Skype con il nostro Federico Fusetti da Padova. Federico, ci senti adesso? Sì, mi sento. Eccolo qua. Allora, intanto cominciamo subito con un discorso legato alla cronaca, ovvero col pericolo di infiltrazioni di stampo mafioso all'interno di tante aziende anche nel Padovano, nel comprensorio del Padovano, oltre in tutto il Veneto.
Sì, dove il territorio è ricco, in effetti il pericolo c'è, è che adesso la ricchezza non è più così consolidata purtroppo dopo questi mesi di emergenza sanitaria. Allora l'allarme è stato lanciato dalla Guardia di Finanza nel suo bilancio che ha fatto ieri, 246 anni, quindi il compleanno della Guardia di Finanza, è stata l'occasione per parlare di questo anche, cioè del pericolo di infiltrazioni più che mafiose della criminalità organizzata, quindi qualcosa di addirittura ancora più generico, ancora più forse pericoloso, perché non è solo la mafia, ma è anche chi vuole delinquere utilizzando gli strumenti finanziari. Un allarme raccolto subito però anche dall'Associazione delle Imprese, perché specialmente le piccole e medie imprese che stanno soffrendo di più in questo periodo ovviamente sono a rischio. Ecco perché i vertici dell'API, che è appunto l'Associazione delle piccole e medie imprese, ha detto: abbiamo bisogno di aiuto immediato, quindi intanto abbiamo bisogno di aiuti concreti. Sì. Se non arrivano gli aiuti concreti, per chi di noi è più fragile perché è più in difficoltà in questo periodo, magari cedere alle tentazioni di chi arriva, si presenta con soldi in contanti e chiede magari all'inizio soltanto una piccola partecipazione nell'azienda, uno magari non è che subito capisce che sotto c'è qualcosa di illecito. E una volta che però questi malviventi, questi truffatori entrano, poi non li cacci più. Quindi il pericolo è proprio riconoscere i segnali, ma soprattutto evitare che possano esserci queste infiltrazioni se lo Stato ti aiuta e ti sostiene, perché allora a quel punto non hai più bisogno di andare a accettare le offerte un po' così poco chiare di chi arriva. E la Guardia di Finanza ci ha fatto capire che su questo insomma saranno ancora più rigorosi e giustamente la Guardia di Finanza dice: dobbiamo colpire il portafoglio di queste persone, perché nel momento in cui colpisci nel portafoglio chi vuole ottenere dei guadagni illeciti, hai già vinto, perché riesci a stopparlo proprio dove è più sensibile, cioè i soldi, perché alla fine è quello. Quindi più la Guardia di Finanza riesce a sequestrare soldi, riesce a bloccare conti correnti o comunque fonti di guadagno che sono illecite, più queste persone malintenzionate vengono bloccate sul nascere, ecco, diciamo così. Comunque il pericolo mi pare di aver capito che è davvero concreto. È davvero concreto. Ascolta, lasciando da parte la questione proprio a livello finanza e infiltrazioni della criminalità, c'è un'altra questione calda che interessa il padovano, ovvero la situazione in cui versa ad oggi Alex Zanardi, grande campione paralimpico che abita da 20 anni, più di 20 anni a Noventa Padovana, giusto? Sì, esatto, ormai insomma un cittadino a tutti gli effetti di Noventa, lui e la sua famiglia, insomma sua moglie che è originaria, che è padovana, però la cosa insomma bella è l'affetto, ma insomma non c'erano dubbi, l'affetto dei suoi concittadini. Adesso il sindaco Bisato ha fatto appendere uno striscione molto grande proprio in piazza e ha detto: io lo lascio lì anche dei mesi, cioè lo lascio lì finché non guarisce, non mi interessa sapere quanto ci vorrà. E davanti a questo striscione è un continuo fermarsi di concittadini che recitano una preghiera, si raccolgono un po' in silenzio, proprio per mandare un messaggio, un pensiero a lui e alla sua famiglia. Uno dirà: vabbè, non serve per farlo guarire, invece magari sì, perché proprio questo sostegno e questo affetto non possono non avere effetti positivi. Magari adesso quando, e speriamo presto, i medici cominceranno a risvegliarlo, pare dalla prossima settimana, appena si potrà raccontargli, e i suoi familiari lo faranno, di cosa sta succedendo in Italia, credo che anche questo contribuirà ad accelerare i tempi della guarigione. Siamo tutti ottimisti. È una di quelle persone, Alex Zanardi, che tutti conoscono, ne parli con tanti. Di solito quando parli di una persona dici: no, una bravissima persona, però c'è sempre il difettuccio che viene fuori. Io credo che con Alex Zanardi questo non accada, cioè non esiste nessuno che possa parlare di difetti o di qualcosa che non va in Alex Zanardi, cioè gli devi voler bene per forza, quindi penso che prima o poi tutto questo affetto gli tornerà con gli interessi e lo aiuterà a guarire. Avete qualche informazione a livello proprio delle sue condizioni fisiche ad oggi?
L'unica informazione, cioè l'informazione più diciamo aggiornata, è quella che è stato rimandata la decisione dei medici se appunto alleggerire o meno il coma farmacologico. Pareva che oggi o ieri si cominciasse a ragionare sul risveglio. Adesso credo che non sia il termine medico giusto dire il risveglio, però ci capiamo. Sì, certo. Almeno ci capiamo. E questa operazione, questo processo pare sia stato rinviato alla prossima settimana, proprio perché possa essere consolidato ancora di più il suo stato attuale. Quindi questo non miglioramento, ma insomma questa stabilità possa essere prolungata nel tempo un altro po' e poi cominciare con la fase delicatissima del risveglio, perché da lì in poi può succedere di tutto e le incognite sono molte, ma insomma abbiamo capito in questi giorni che tra l'altro i medici a cui è affidato sono davvero di grandissima qualità, perché quello di Siena è un centro per questo tipo di traumatologia conosciuto in tutta Italia, quindi insomma non resta che anche noi magari una preghiera, un piccolo un pensiero. È un piccolo pensiero alla famiglia. Certo. Ti tengo ancora un pochino perché tu avevi annunciato che avevi delle novità anche che riguardano i saldi, giusto? Riguardano i saldi, sì, ma in realtà insomma c'è un po' di dibattito sui saldi che dovrebbero iniziare. Allora, io non sono un grande esperto, però male Federico, no. Male. Ho altre persone vicine a me che sono espertissime, per cui forse sono io che non voglio saperne di più, è una sorta di rifiuto mentale. I saldi così standard sarebbero a luglio e sarebbero poi a gennaio, quindi ai primi di gennaio. Adesso con questa questione del Covid è stato tutto posticipato e quindi i saldi dovrebbero iniziare il 1° di agosto. Qualche regione li farà anticipare anche a luglio. Allora gli addetti ai lavori, quindi le associazioni di categoria, dicono ma non si possono fare saldi tutto l'anno, perché se cominciamo a fare saldi a luglio, ad agosto, a Natale, a gennaio, eccetera, perde il significato proprio così stesso dei saldi, esatto. Quindi non si può svendere tutto l'anno, anche perché saldi significa prezzi convenienti e questo significa che i negozi, i negozianti, i commercianti, le aziende possono andare ancora più in difficoltà, perché comunque ci sono gli affitti, gli stipendi, eccetera. Quindi se svendiamo tutto l'anno, alla fine rimaniamo davvero a rischio chiusura anche noi. Quindi quello che chiede qualcuno, la Confesercenti in particolare, è insomma cerchiamo di lasciare le date, quelle standard stabilite, e non facciamo altre vendite promozionali fuori da queste finestre temporali, perché altrimenti il rischio è davvero mettere ancora più in ginocchio. Si pensa al contrario, e invece il pericolo è quello proprio di mettere ancora più in difficoltà i commercianti, che non hanno più margini di guadagno. Anche perché i saldi per gli affitti dei loro negozi non ci sono, infatti, quindi esatto. Quindi si trovano davvero in ginocchio. Bene, allora io ringrazio Federico per tutti questi aggiornamenti che ci hai dato da Padova. Bene, grazie al nostro Federico Fusetti. Diversi aggiornamenti, abbiamo sentito soprattutto quelli che interessano la situazione appunto di Alex Zanardi, il paralimpico che è stato coinvolto in un terribile incidente stradale a Pienza ancora venerdì scorso, è ancora tenuto in coma farmacologico e comunque insomma adesso vedremo come si evolverà la situazione. E invece continuano le indagini sulla banca di credito cooperativo. Si è chiusa una fase importante nel Padovano, 200 ex soci sperano si vada presto a processo, ma vediamo. Aggiotaggio e false comunicazioni sociali. La Procura della Repubblica di Rovigo ha comunicato la chiusura delle indagini preliminari sul procedimento penale nei confronti di ex amministratori della Banca Credito Cooperativo del Montagnanese, BCC Credi Veneto. Sono gli stessi ex soci, patrocinati dall'avvocato Matteo Moschini, a comunicarlo. Il legale, in una nota, si augura che in breve tempo la Procura rodigina emetta i rinvii a giudizio dei soggetti responsabili della malagestio della banca e del successivo tracollo della stessa, per poter costituire parte civile il gruppo Difesa Soci nel processo.
Il gruppo ha anche espresso soddisfazione per la proroga concessa dal governo per i termini di presentazione delle domande al fondo di indennizzo risparmiatori, che ha permesso di completare le istanze per tutti i circa 200 ex soci della BCC Credi Veneto. Adesso andiamo a Cittadella perché a breve le piazze e i vari angoli del centro saranno letteralmente trasformati. Un segnale di rinascita. Questo è l'obiettivo con cui l'amministrazione di Cittadella vuole rendere più bello il suo centro storico trasformandolo in un giardino. Da metà luglio a metà settembre in molte piazze della città murata saranno posizionate piante e allestimenti floreali da parte di aziende del territorio. L'iniziativa riguarderà Piazza Pirobon, Piazza Scalco, la piazzetta davanti alla chiesa del Torresino e poi il lato sud di Via Indipendenza. Rinascita, bellezza e rispetto dei tempi della natura. Le piante e i fiori scelti saranno infatti quelli che naturalmente crescono nel territorio nel periodo estivo. Dal Padovano al Veneziano, vi ricorderete che qualche tempo fa ci siamo occupati della segnalazione di pesante degrado in villaggio Laguna. Adesso proprio dagli stessi residenti, dai cittadini, arriva un altro appello. Il problema è che non abbiamo più il 9 per andare a fare le visite in ospedale e quando mi serve dobbiamo chiamare il 118, è troppo un casino chiamare o la Croce Verde o 118 per andare a fare una visita in ospedale. Qui ce l'avevano messo per un periodo e ora ingiustamente ce l'hanno tolto e non ritengo la cosa giusta. Ci hanno tagliato fuori completamente di nuovo. Ci avevano dato un servizio molto utile e indispensabile e ora ci hanno tagliato fuori completamente di nuovo, è ora di smetterla. Le misure messe in atto durante il lockdown hanno colpito nuovamente la linea 9 del bus a Villaggio Laguna, le cui corse erano state ripristinate dall'amministrazione mesi fa dopo lunghe proteste. Qui c'era il cartello, l'hanno tolto sia che qui alla fermata, insomma trovo strano una cosa, che il 31 che parte da Tagliercio, che è vuoto, va bene, lì ce l'hanno e qui che c'è molta più gente perché lì al Tagliercio ci saranno 20 case, qui abbiamo la bellezza di 8.000 persone e non abbiamo nemmeno il diritto di poter andare all'ospedale. Signor Sindaco, facciamo la solita discussione? Perché sarei stanco di essere preso in giro. Grazie. Io spero che lo rimettano perché ci serve qui, anche perché questo è un quartiere di persone anziane, cioè che ne abbiamo bisogno, non solo io, tantissima gente ha bisogno. Sono molte le persone che devono recarsi con frequenza, ad esempio all'ospedale, e che lanciano un appello. Ci vuole l'autobus per andare all'ospedale perché qua noi quartieri non abbiamo i mezzi, c'è solo bus, può andare. Ci vuole proprio bisogni. Un grosso problema, perché comunque, a parte gli anziani che non hanno mai mezzi per andare, ma io per esempio che vado all'ospedale una volta alla settimana, se non mi accompagnano è un problema, perché ormai non abbiamo più mezzi. C'è la pausa, ci vediamo tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo subito a Vicenza. Sono state scoperchiate delle lapidi appunto che ricordano tutte le vittime del fascismo e del nazismo durante la Repubblica di Salò. Per non dimenticare, queste lapidi, in memoria dei perseguitati dal nazismo e dal fascismo durante l'epoca della Repubblica di Salò, sono state poste davanti al Teatro Olimpico e all'ex caserma della Guardia Nazionale Repubblicana a San Michele. Qui è stato uno dei punti dove c'era un carcere dei prigionieri politici che si opponevano al nazifascismo. Questa mattina alle 10 ne abbiamo inaugurata un'altra al Teatro Olimpico, che riguardava gli ebrei deportati. Le lapidi, ricordo di queste persone che hanno subito la violenza nazifascista, le pietre d'inciampo che stanno arrivando per ricordare le persone appunto di deportati ebrei e altre iniziative in organizzazione anche per la prossima giornata della memoria. Insomma, Vicenza si conferma una città antifascista, antitotalitarista, nonostante le proteste e la manifestazione organizzata dai centri sociali contro il comune, accusato di aver introdotto d'ora in poi la regola che per ottenere uno spazio pubblico in città bisognerà ripudiare non solo il fascismo come accadeva finora, bensì
tutte le dittature e qualsiasi forma di violenza. Abbiamo sicuramente richiamato l'impegno al contrasto a tutti i totalitarismi, non ci sono fascismi di destra o di sinistra, ci sono tutti i fascismi, nazifascismi, tutto ciò che è stato in passato, e soprattutto anche il contrasto alla violenza, cioè il contrasto ad ogni forma di violenza. No alla violenza e, oggi più che mai, no alla violazione delle regole anti-Covid. Tutti devono rispettarle, così come fanno i cittadini e le attività produttive che dal lockdown e dalle limitazioni hanno subito gravi danni economici, ma responsabilmente hanno accettato di adeguarsi. In questo periodo straordinario abbiamo chiesto ai vicentini un grandissimo sacrificio per mesi, non abbiamo festeggiato il 25 aprile come volevamo in piazza, non abbiamo festeggiato il 2 giugno della Festa della Repubblica, non abbiamo festeggiato la promozione in Serie B a discapito di qualcuno che ha detto una cosa diversa, e non è giusto che altri se ne freghino delle regole e facciano quello che vogliono ancora una volta. E quindi da questo punto di vista io credo che quella manifestazione vada condannata, quindi per noi non è andata bene quella manifestazione, però è chiaro che la libertà di manifestare deve rimanere libera e garantita. Tra pochissimo arriverà il governatore Zaia assieme alla coppia di assessori Lanzarin e Bottaccino, ma è il consolidato terzetto che da mesi ci sta accompagnando puntualmente e quotidianamente nella conferenza stampa d'aggiornamento. Allora la postazione ormai è sistemata. Intanto in attesa proprio dell'arrivo del governatore Zaia, come sempre diamo uno sguardo ai messaggi che ci state inviando al 340 32 18806, sono sempre tantissimi messaggi, noi cerchiamo di leggerne qualcuno in diretta, però sapete che in ogni caso scorrono, quindi li potete vedere sui vostri schermi. E allora, al proposito, io comincio a vedere qualcuno dei vostri messaggi che ci state inviando a riguardo dei trasporti in pullman. Tra l'altro si è parlato proprio di trasporti pubblici anche ieri. Questo nostro telespettatore parla nello specifico della linea Padova-Piove di Sacco e dice: nel periodo delle scuole aperte già con corse bis eravamo schiacciati come sardine, una cosa spaventosa. Qualche autista ci faceva salire lo stesso, dice questo nostro telespettatore, adesso però lasciano a piedi. A settembre le corse bis non saranno più sufficienti, in pullman stretti e schiacciati come sardine sarà molto pericoloso. D'altro canto, appunto per quello che si cerca in qualche maniera magari di aumentare il numero di corse, perché se no la situazione che si è presentata soprattutto negli ultimi tempi per quanto riguarda il trasporto degli studenti delle scuole superiori nello specifico diventa impossibile e impensabile in questo periodo in cui si cerca di limitare al massimo il contagio Covid. E ancora c'è questo nostro telespettatore che si rivolge direttamente al governatore Zaia e dice: faccia qualcosa per i prelievi di sangue, tutti non possono prenotare via mail, noi non ce l'abbiamo, siamo anziani, come facciamo? L'unica sarebbe, come fanno ovviamente tante altre persone, il contatto telefonico. Non si può prenotare via mail, ma si cerca, ovviamente c'è sempre aperta la linea telefonica, vogliamo ricordarlo a questi nostri telespettatori. Purtroppo c'è anche il rovescio della medaglia, perché sappiamo che soprattutto in questi tempi dopo lockdown i CUP, i vari centri per prenotare sono letteralmente presi d'assalto, quindi per un po' ci sarà da portare tanta pazienza, lo dico per tutti quanti voi telespettatori, in tutta la regione, in tutte le ULSS ci sarà da portare tanta pazienza, davvero. Ripeto, non avete la mail, c'è sempre il telefono con i numeri, le linee dirette del CUP che si possono raggiungere. E ancora, buona giornata, volevo chiedere, questo è rivolto direttamente al governo, e chiede appunto perché il governo non manda tutte le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, non manda anche alle altre persone. È arrivato il governatore Zaia e allora vi lascio alla conferenza stampa. Dovrei darti da fare per far dimenticare la Chiara. No, nel senso che i bimbi sono disperati. E quindi diamo il benvenuto a Jenny, ecco, diamo il benvenuto alla signora Jenny e un augurio di buon lavoro. Buongiorno a tutti, passerei subito al bollettino. Dopo abbiamo un'informazione importante, c'è una grossa delibera che oggi presentiamo.
Solo di far dispiacere a quelli che dicono che continuiamo a fare le conferenze stampa ma non dovremmo farle. Anche oggi abbiamo qualcosa da dire. È una delibera che vale più di 100 milioni di euro, tutta di sanità, ma dopo ve lo dirò e poi vi lascio ovviamente l'assessore Lanzari che ve la spiegherà nei dettagli. Tamponi 899.098, sono quasi 11.000 in più rispetto a ieri. Saluto i signori presenti, buongiorno, dopo li ringraziamo anche. Numero di positivi 19.253. 3. Poi qua adesso c'è il dilemma, sono 3 buoni o 3 pezzi di virus? Ma vedrete che vi daremo la risposta anche di questo. Isolamento 117, 741. Vi ricordo solo, sono 741 meno 17, vi ricordo solo che eravamo a valori da 2000 persone isolate nei periodi peggiori. E ricoverati in ospedale 216 meno 5. Gianni, se la velocità è troppo veloce. Perfetto. Terapia intensiva 11, 1 Covid e 10 non Covid. Quindi un solo paziente che è ancora positivo. Morti sono invariati, 2004. E ovviamente dei quali in ospedale è invariato 1425. Ricordo che avevamo giornate con 40-50 morti. Dimessi 3552 più 5. Nati quasi 100, 99. Allora, ringrazio ancora per le donazioni perché siamo arrivati a 39.147 donatori. Pensate che all'inizio io pensavo di mandare una lettera a tutti, però adesso è diventato impossibile. All'inizio ho detto ai miei, guardate, mettetemi via tutti gli indirizzi che cerchiamo di ringraziare, ma mai avrei pensato di arrivare a 39.147 donatori. Ci mancano ancora 126.000 euro per arrivare a 58 milioni. Spero che ci sia qualche imprenditore facoltoso o qualche generoso sostenitore di questa partita perché così chiudere a 58 milioni sarebbe bello. 126.000 euro mancano. Ringrazio oltretutto per le donazioni, li saluto che sono qui, l'Associazione Pastifici Valleggio sul Mincio, il consorzio del Custoza e anche l'Associazione Fragolicoltori della Pianura Veronese per tutti i prodotti ortofrutticoli, fragole, frutta, verdura e ovviamente vini e tortellini che hanno consegnato qui per tutto lo staff, la protezione civile. Adesso distribuiamo. Magari portiamo anche una cassetta di fragole ai giornalisti, che non guasta mai, nel senso che sono buone, quindi complimenti veramente, io l'ho assaggiata. Grazie. Detto questo, passerei alla... ho dei disegni, scusatemi. Però stamattina ho fatto un'intervista con una TV e si sottolineava l'aspetto del ruolo di aver pensato anche ai bimbi, no? Ci ha chiamato una psicologa, una psichiatra d'età evolutiva, cioè dei bimbi, e ci ha detto: guardate, voi avete dedicato una parte importante ai bimbi che altrimenti sarebbero stati in preda all'inquietudine, alla non conoscenza, e avete reso familiare un argomento che non lo sarebbe mai stato familiare, parlare di un virus che per un bimbo è il mostro, il virus, basterebbe guardare i disegni per capire come lo rappresentano. E Lavinia Pornaro di 10 anni di Padova l'ha proprio disegnato come un mostro, vedete? E poi abbiamo ancora Giulia di Villa Estense a Padova, ci manda questo disegno, e lei che guarda la TV assieme ai genitori rispetto al tema coronavirus. E poi altre 2 bimbe che si chiamano
si chiamano Camilla e Giorgia di Nervesa della Battaglia. Ci hanno dato questo disegno con infilati 10 euro, 10 e 10. Ecco, questi disegni, peraltro con una bella lettera, che ringraziamo, ecco qui, questo è quello di Camilla, 4 e 10 anni, e hanno sostanzialmente detto che hanno imparato a fare l'orto, hanno imparato a fare un sacco di robe dai nonni durante il lockdown, e siccome il nonno gli ha dato la paghetta, ha dato loro la paghetta per i lavori, loro hanno girato la paghetta a noi, quindi ci hanno mandato i 10 euro, quindi brave anche Giorgio e Camilla. Allora, oggi c'è una delibera, definirei importante perché è strategica, programmatoria, mi permetto di dire anche di visione, e che in un certo qual modo va anche a confermare scelte che abbiamo fatto. Abbiamo preparato una delibera che prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera, rete territoriale, di tutto quello che RSA, eccetera. Dopo l'assessore vi darà delle spiegazioni e delle delucidazioni. Ed è una delibera che parte da un presupposto, circa un centinaio di milioni di euro sul tavolo per fare delle attività. Pronto soccorso, non avranno più le tende, ma avranno strutture che si creeranno, quindi manufatti che si creeranno, ampliamenti, per creare i percorsi separati tra gli eventuali infetti da coronavirus o da altre patologie o da altre pandemie, perché noi guardiamo al futuro anche con rischi che oggi non conosciamo, e quello che è l'accesso ordinario. Ovviamente terapie intensive, voi sapete che abbiamo portato su provvisoriamente, in maniera anche precaria in alcuni casi, utilizzando sale operatorie, a 825 posti. Siamo partiti da 464, siamo arrivati a 825. Voi scrivete 1000, perché abbiamo anche il magazzino pieno di respiratori, e quindi 1 migliaio di postazioni le garantiamo, ma adesso le vogliamo rendere organiche e quindi le vogliamo rendere strutturali e stabilizzare queste postazioni. Così come è accaduto per le terapie semi-intensive. Vi ricordate quando è venuto il professor Vianello e ha detto: ma guardate che il passaggio del semi-intensivo è stato strategico per noi in Veneto, perché il paziente con difficoltà respiratorie non è stato subito rimbalzato dalle infettive alla terapia intensiva, ma c'è stata una fase di mezzo, mediana, dove le indicazioni non erano di invasività, ma erano quelle di sostenere la respirazione in pazienti problematici. Io poi quel giorno aggiunsi anche, vi ricordo che se si è fatto questo perché qui sopra c'era qualcuno tutti i giorni che dava ordine di comprare CPAP, caschi, eccetera, perché tu puoi avere i letti, ma se non hai le attrezzature, hai i letti vuoti. E poi ancora potenziamento del SUEM, i pronto soccorsi ve l'ho detti, insomma capite cosa vuol dire? Cioè rinforzare con questi 100 milioni di euro tutto quello che è rete ospedaliera. Il territorio con le USCA, gli infermieri di famiglia si introducono, guardate vi dico solo un dato, sono tra infermieri di famiglia, infermieri nelle USCA e quant'altro, sono quasi 1000 posti in più. Adesso ricordo a mente 1 migliaio di assunzioni in più. E poi le RSA, udite udite, introduciamo una figura nuova, tra le tante che poi vi verranno spiegate dall'assessore Lanzarin, che è quella del direttore sanitario. Quindi introduciamo, oltre al medico coordinatore che c'è già, oltre al medico della curante che c'è già, introduciamo una terza figura che ha come si può dire, ha una valenza tecnica perché è un professionista, il direttore sanitario, ma c'è anche giuridica che paghiamo noi e ovviamente nominiamo noi. Quindi questo per andare incontro a quel piano di sanità pubblica che avevamo ideato e pensato. E poi delle strutture, diciamo, residenziali dedicate ai pazienti coronavirus, cioè diciamo nell'ambito dell'RSA cominciamo a identificare delle strutture, diciamo, polmone, fra virgolette, ce ne sarà una per ULSS, dove l'eventuale paziente coronavirus, o permettetemi di dire, o l'eventuale paziente oggetto di un'infezione pandemico-epidemica, va in queste strutture che sono delle strutture polmone, satellite, in modo tale da tenere sempre pulita la struttura di base. Guarda, questa delibera, poi l'assessore è molto più brava di me, è una delibera epocale per il Veneto. È una delibera che si è potuto costruire semplicemente per un motivo, per l'esperienza.
Cioè, io vi faccio sempre l'esempio, dissero no, Michelangelo, come hai fatto a fare la Pietà? E lui disse, tolsi tutto il marmo in più, ho tolto tutto il marmo in più, lui rispose. Noi adesso possiamo permetterci di fare la lucidatura della statua, della scultura, perché avevamo già una buona approssimazione nell'averla scolpita. Cioè, se partivamo da una sanità diroccata, male organizzata oppure tarata male rispetto a questo momento storico, non riuscivamo a presentare questa delibera. Questa delibera è la sublimazione di un servizio, di un percorso che abbiamo fatto. Noi durante questi 124 giorni, è il 24 giugno oggi? Quindi sono 100, basta sommare 100 alla data di giugno, quindi non si sbaglia mai. Durante questi 124 giorni abbiamo capito che, come accade sempre nella vita, si può fare sempre di meglio, si può sempre perfezionare di più. Poi, per carità, è pieno di assistenti contrari, no? È pieno di gente che sapeva come si doveva fare, però sta sempre sugli spalti a guardare la partita tranquilli. A bordo campo ci siamo noi. Siamo ragionevolmente convinti che quando questa delibera avrà attuazione, e ce l'avrà, che avrà non poche difficoltà, ieri ne parlavamo con te, parlavamo ieri, il tema dell'assunzione di 1 migliaio di infermieri, capite che rischia di andare a mettere anche in crisi le case di riposo. Cercheremo di far tutto con gradualità, mantenendo ovviamente gli organici in maniera equilibrata. Però è una delibera che ci permette ancora più di dire, se tornasse il coronavirus, siamo ancora più performanti. Solo questo ci tengo a dire. Poi l'assessore, dopo il giro di domande, vi lascio con l'assessore e vi dirà alla perfezione tutto quello che c'è. Noi siamo orgogliosi di questa delibera, perché cambia ulteriormente il corso della storia. E guardate che la sanità, da qui ai prossimi 5 anni, chi che sia che si occuperà di sanità in Veneto, se vuole essere vincente la deve cambiare ancora. Cioè non c'è di peggio della staticità nella programmazione e nella gestione sanitaria. È arrivata l'intelligenza artificiale, il che non vuol dire che dobbiamo mandare in pensione i medici e parlare col computer, ma c'è l'intelligenza artificiale. Avremo la saturazione dell'ossigeno nel sangue utilizzando il telefonino. Avremo l'elettrocardiogramma e il tracciato cardiaco dal telefonino. Avremo valori biologici dal telefonino. Vi ricordate quando noi abbiamo deciso, anzi io ho deciso perché ormai è passato qualche anno, di comprare per ogni sede provinciale i robot Da Vinci? Noi facciamo la chirurgia robotica, ma è un fatto culturale prima che tecnico, no? Ovvio che ci dà dei vantaggi non da poco, la minore invasività, l'ingrandimento a 16 ingrandimenti del campo operatorio, ma ci dà il cambiamento culturale, cioè il digitale è entrato negli ospedali. Oggi noi realizziamo ospedali con letti ad alta specializzazione, cioè il letto ordinario, quello che conoscevamo noi, no? Vi ricordate che andavamo a trovare il nonno o la nonna in ospedale? C'era ancora la cartella col tracciato della febbre che in alluminio, che passava l'infermiera, faceva un trattino, no? Che ha imparato i grafici guardando la tabella dell'ospedale. E quella roba lì non esiste più. Esistono letti ad alta specializzazione che sono dei letti che curano, sono performanti. Noi siamo innamorati di questa cosa, perché noi la sanità la dobbiamo ogni giorno, come la statua di Michelangelo, lucidare, tirare sempre di più, fino allo spasimo, senza ovviamente deturparne la natura di quella statua. Ma ancora oggi il blocco non è perfettamente, cioè la statua non ha ancora perfettamente perso tutto il marmo in più che doveva perdere. E credetemi, sarà fondamentale e sarà sempre più difficile, no? Perché si va sempre più verso la perfezione. Non è che siamo davanti alle prime smanate dove si va a scolpire, siamo già nei particolari. Però questa delibera va in questa direzione. Domande e poi passo la parola alla sorella Nazzarini. Rosato, Andrioli, Ciao. Allora, le domande sulla delibera le facciamo? Sì, lasciamo l'assessore. Sì. Ecco, allora a lei Presidente chiederei una valutazione, o meglio, le chiederei se ha informazioni riguardanti questo annuncio che c'è stato stanotte dell'imminente firma del decreto da parte del Ministro Lamorgese per le elezioni il 20 e il 21. Ma guardate, io ho sentito il Ministro stamattina, mi ha confermato la volontà di provvedere alla convocazione delle urne per il 20 e 21 settembre.
che del resto c'è un comunicato ufficiale del ministro di ieri, per cui non dico nessuna novità. Posso confermarvi che l'ho sentita stamattina. Come valuta allora questa data? Ma guardate, intanto abbiamo una data, per carità non c'è ancora il decreto, per cui finché non c'è il decreto non c'è la data. Spero si concretizzi velocemente, anche perché mi sembra di capire che il decreto per l'indizione delle elezioni entro il 2021 ha il termine massimo del 27 luglio, perché voi sapete che loro hanno l'obbligo insomma c'è tutto un calcolo, quindi fino al 27 luglio non sono i supplementari, sono i tempi regolari, anzi i supplementari non ci sono, il 27 luglio deve essere la deadline dai conti che ho sentito. Spero però, anche per un fatto di tranquillità per tutti, che lo si faccia, perché poi, siccome questa convocazione elettorale nasce con un peccato originale, che è quello che siamo partiti dal 6 luglio, siamo arrivati dal 21 al 20 settembre, prima si fa la convocazione, prima chiudiamo sta partita. Consegna liste, deposito liste 20-21 agosto, inizio campagna elettorale quindi il 21 e poi pronti e via, nel senso saranno 30 giorni e via. Ha avuto con il Ministro, per caso avete interloquito sull'ipotesi di allestire i seggi? No, abbiamo parlato solo di questo, è stata una telefonata cordiale, nel senso, l'ho cercata io perché ho visto l'agenzia ieri sera, tutto qua. Ma noi comunque siamo dell'idea comunque di aprire le scuole, adesso faremo una riunione, ne parleremo, però penso che si andrà verso il 14. Verso il 14, sì. Apertura delle scuole? Sì, ma se potessi anche prima. Il problema è che poi andiamo a complicare la vita al turismo. Sembra magari uno che è distante dice cosa sta dicendo Zaia, scuola e turismo, però c'è tutto un incastro di buon senso che ci deve permettere di trovare un giusto equilibrio. Penso che il 14 possa essere, adesso vedremo comunque. Non annuncio che apriremo il 14 comunque, non prendetelo come annuncio. Mi voglio confrontare con l'assessore Donazzan che mi porterà il calendario, poi vediamo. Comunque diciamo... Sì, oggi abbiamo commissione, per cui noi restiamo sempre dell'idea che se si fa di fare una convocazione assieme. Dovremmo gestire quei 4 giorni, 3 giorni, 5 giorni, adesso si capirà, più veloce fanno meglio è, di buco, no? Perché prendono in carico la scuola il sabato, allestimento seggi, domenica e lunedì si vota, martedì si dovrebbe sanificare, mercoledì aprire. Questo è il programma che immagino si possa mettere in piedi volendo correre e essendo organizzati. Quindi si perderebbe sabato, per le scuole che sono aperte di sabato, lunedì, martedì sono 3 giorni in teoria, in pratica poi non lo so. Quindi possiamo dire che c'è l'ipotesi del 14, ipotesi. Sì, ma non mi sento di confermarlo perché magari tiriamo fuori il coniglio dal cappello, ci viene un'idea e risolviamo tutti i problemi, non so. Posso chiedere altri 2 dettagli? Prego. Su questa cosa? Allora, intanto per quanto riguarda la scuola si parla di linee guida e siccome in questa vicenda insomma in qualche modo le elezioni e la scuola si intersecano, quindi ne approfitto e nelle linee guida del Ministero, da quello che si capisce, mi permetto di dire nel caos delle disposizioni ministeriali che vedo vengono contestate ogni giorno da tutti, si parla di accesso in aula con le mascherine, mentre invece so che le linee guida della conferenza Ma l'accesso anche noi con la mascherina? La lezione? In aula sì, a lezione con la mascherina. Sì, c'è la riunione però, io lo trovo assurdo, anche dal punto di vista clinico oggettivamente, lasciare un bambino con la mascherina si intossica. Sì, nel senso tutte quelle ore l'aria non è così ossigenata come un'aria respirata senza il filtro, si crea comunque un microclima più saturo di CO2, è innegabile, fisica questa. Potete evitarlo come conferenza delle regioni? Ma noi siamo contro questo. Sì, questo lo so. Sì. E continuiamo a portare questa visione. Sai, il limite degli scienziati è sempre questo, dobbiamo essere pratici. L'ultima roba, poi sto zitto davvero, ma così vuoto il sacco.
Vi siete un po' beccati a distanza, lei e Giorgia Meloni, sui giornali oggi. Insomma, avete interloquito a distanza, mettiamola così. Per caso vi siete anche sentiti? No, ma scusa, ma perché abbiamo beccati dove? Ma insomma, lei ho visto che oggi parla di autonomia, dice che chi non sottoscrive l'autonomia non farà un passo con lei. La Meloni da parte sua, sempre, parlo di interviste odierne, dice ma la Lega ci chiede di sottoscrivere l'autonomia, comincia a sottoscrivere un patto di fedeltà all'alleanza perché non ci siamo alleati noi con i 5 Stelle. Non ho letto. Non vi siete sentiti? No, scusami, no, io l'ho sentita giorni fa, ma non cambia nulla rispetto a questo. Cioè, di QN, giustamente come tu puoi capire, non sapevo che uscisse un'intervista sua. La mia intervista, la confermo dalla prima parola all'ultima, mi sembra tranquilla, di buon senso, e ho elencato quali sono le ritrosie. Non ho parlato di Fratelli d'Italia, ma ho parlato di ambienti romani dove, leggetela bene l'intervista, dove o sono contro l'autonomia perché la vedono come una sottrazione di potere, che è la roba più vergognosa, oppure sono contro l'autonomia perché la vedono come una secessione, e quindi vuol dire che sono contro la Costituzione a questo punto. Io non ho offeso nessuno, mi spiace che qualcuno si senta offeso, però confermo tutta l'intervista e dico anche che chi vuol fare un percorso in Veneto, la condivisione dell'autonomia non è un favore a me, ma lo deve fare ai veneti, perché i veneti vogliono l'autonomia. Tanto è vero che, se non ricordo male, nell'intervista ho detto: guardate che Fratelli d'Italia in Veneto ha votato l'autonomia. Forse non bisognerebbe leggere solo i titoli degli articoli. Non ci vedo nulla di offensivo, tantomeno di oltraggioso. Se poi c'è lesa maestà è un'altra roba. Andreolli. Buongiorno Presidente. Ciao. Ha già votato un sacco, quindi torno sulla delibera, l'iter, per capire un po' la tempistica e quali sono gli obiettivi proprio per renderla pratica in quanto tempo. No, guarda, da subito considera che noi stiamo aspettando l'attribuzione dei 100 milioni che in teoria su circa 100 milioni dovrebbero arrivarci dalla suddivisione nazionale delle risorse che abbiamo negoziato. Considerate che siamo molto esposti con 230 milioni di spese già fatte. Questi sono i 100 milioni del DL rilancio, che sono i famosi 3 miliardi e quanto? 3 miliardi e 250 in suddivisione tra le regioni. Allora noi questo contingente di 100 milioni, invece di dedicarlo a doratura di maniglia e quant'altro, lo facciamo in maniera strutturale, li investiamo in maniera strutturale. Tutto qua. Quindi da subito Milva. È già approvata la delibera. Sì, sì. Viene pubblicata oggi in commissione, se non ricordo male. È un TGR che va in commissione, comunque perché non c'era il tempo, l'abbiamo già inviata al Ministero, dovevamo inviarla entro il 30 giugno, quindi entro il 19 di giugno andava inviata al Ministero, quindi è già andata. Sì, questo non è libro di sogni, è già operativa sta roba qui. Okay. Perché diceva prima che vedeva qualche difficoltà nell'assunzione di 1000 infermieri? Perché è il principio dei vasi comunicanti, ce ne sono pochi sul mercato, solo per questo. È inevitabile che l'RSA, che è privata, sia meno attrattiva del pubblico, no? Perché comunque il pubblico garantisce il contratto pubblico e insomma, molti preferiscono. Pederiva, poi Emiliano e Giacomuzzo. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao Angela. Devo tornare sulla Meloni, nel senso che se lei non ha letto, le leggo quello che ha dichiarato poco fa a Bari alla presentazione del candidato Fitto del centrodestra. Dice: non capisco il comportamento della Lega, e questa intervista di Zaia dopo la grande prova di unità che avevamo dato con le indicazioni unitarie dei candidati presidenti in tutte le regionali. Detto questo, dice: abbiamo chiesto in cambio alla Lega di impegnarsi formalmente su un convinto sostegno al presidenzialismo. La mia domanda è questa: autonomia in cambio di presidenzialismo ci sarebbe, Presidente? Ma io non faccio, allora, prima di tutto non è affar mio, no? Nel senso che non mi occupo io di ste robe, non ho mai partecipato alle trattative, ma che Giorgia Meloni dica che non capisce questa intervista, guardate che è un'intervista di una limpidezza e di una correttezza che è unica, me lo dico da solo, trovatemi una frase o una sbavatura di su tutte le interviste. Ho l'impressione, conoscendo Giorgia, io con Giorgia sono stato ministro assieme e per l'intelligenza che le riconosco, ho l'impressione che qualcuno le abbia riferito dell'intervista, ma non può aver fatto queste dichiarazioni avendo letto l'intervista, mi rifiuto di pensarlo, fermo restando che io confermo l'intervista.
Torno sulla domanda, Presidente. Presidenzialismo e autonomia può essere uno scambio? Ma queste sono partite, guardate, allora, premesso che l'autonomia non ha bisogno di scambiare nulla, nel senso che l'autonomia è un progetto costituzionale approvato da un referendum costituzionale, cioè un referendum autorizzato dalla Corte Costituzionale, ha un suo percorso. Dopodiché al tavolo nazionale è logico che ogni forza politica, ce ne sono 3, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, portino in dote, come si può dire, dei progetti. Se Fratelli d'Italia porta presidenzialismo, immagino verrà valutato. Io non c'ho nulla contro il presidenzialismo. Guarda, io sono sempre stato eletto con il nome scritto, figuratevi. Penso che tutto quello che sia eleggibile da parte del popolo vada bene. Però, ripeto, non faccio parte io di questa trattativa. Poi Fratelli d'Italia porterà le sue Forza Italia porterà la sua dote, punto. Ma a me sembra ragionevole che ognuno poi porti un suo pensiero, però io non ho a che fare con questo tavolo, cioè non c'entro nulla. Quindi ci deve pensare Salvini, insomma. Sì, assolutamente, è il segretario, è lui che partecipa al tavolo. No, cioè, ognuno ha il suo ruolo, insomma. Altresì confermo che ho scritto io il documento sull'autonomia, che è anche quello un documento limpido come la mia intervista. Sapete, se poi uno dice sì, va bene l'autonomia, però ho da ridire sulle materie, sul numero delle materie, ho da ridire sulle competenze da delegare, ho da ridire, e allora non è più autonomia. Dai, dopo 1000 giorni penso che non abbiamo da ridire su nulla. E dopo la Pegliariva c'è Emiliano. Presidente, buongiorno. Volevo capire le strutture polmone, insomma, di cui parlava prima, potrebbero essere quei famosi 5 ospedali riaperti dalla Protezione Civile o sono completamente strutture diverse? Nuove ospedaliere che si dedicano alle... Quindi non c'entra niente con gli ospedali. Ma sono da individuare o sono già presenti? Non ho capito questo. Sono individuati, li individuiamo. Ah, ok, grazie. Poi lei parlava di una medicina, diciamo, futura, una sanità futura, e anche con Criserà, che era stato suo ospite, abbiamo parlato e visto, solo che poi nel quotidiano mi reco dal medico di base e faccio 2 o 3 domande, alla fine rimango sempre un giornalista curioso, e loro non attuavano, il medico di base, così vari colleghi, la telemedicina, non avevano addirittura una webcam né nulla, si arrabattavano, mi è stato detto, ancora con WhatsApp. Quindi chiedo, questo futuro sanitario è a partire da adesso o c'è ancora molto da lavorare? Beh, c'è molto da lavorare, però sai, mi permetto di contestarti il termine arrabattavano. Cioè, non è che è terzo mondo utilizzare WhatsApp per fare una videochiamata, No, però vista la tecnologia... Noi con la videochiamata discutiamo cose che sono fondamentali per la nostra comunità, che uno veda il suo paziente con la videochiamata di WhatsApp e dice come è stato oggi, è tosse, cioè, non vedo che dobbiamo arrivare con Fort Knox per mettere la linea, capisco che siamo nell'era nel quale bisogna che tutto sia perfetto, ma un giornalista sa benissimo che se non ha gli strumenti alla fine cosa gli resta? La matita e un pezzo di carta, cioè non è che non fa più il giornalista perché non ha il palmare per scrivere l'articolo, cioè. Mi permetto di dire questo, perché se continuiamo ad alzare l'asticella non ci fermiamo più, ci fermiamo più, perché dopo la linea, dopo ci vuole il maxi wall, quindi il maxi schermo, ci vuole come si chiama, il Dolby Surround per sentire bene la voce del paziente, cioè non finimo più. No, però mi domandavo, Presidente, mi permetta, alla fine sono sempre accorgimenti, appunto come diceva lei, la penna e il taccuino personale. Io invece forse ho capito male leggendo quindi un piano proprio d'attacco regionale, quindi con strumenti, investimenti. Ma abbiamo dei bei progetti con i medici di base, Emiliano, assolutamente sì, ma poi anche il dottor Criserà ve l'ha detto quel giorno, cioè, non è che tutti avranno lo strumento per fare l'elettrocardiogramma. Cominciamo con le medicine di gruppo, cominciamo con quelli che magari si sono candidati, magari iniziamo con quelli che sono i più giovani, che sono più avvezzi alle nuove tecnologie. Non è mica un limite dei più anziani, è un fatto generazionale, no? I bimbi utilizzano molto meglio di noi le nuove tecnologie di come le utilizziamo noi, e noi meglio di quelli che sono più vecchi di noi. Presidente, ne approfitto, vista la sua gentilezza, mi è stato posto il quesito da vari esercenti
mi occupo di piccole cosettine anche del giornale nei bar, piuttosto che a breve, quando, visto che è ripartito il calcio. Di scrivere l'ordinanza. Ho incontrato questa mattina gli operatori che fanno definiamolo le copertine dei giornali, quelle con le pubblicità, e gli stampatori, e stiamo tentando di scrivere un'ordinanza. È già 2 o 3 giorni, ve lo anticipo, che stiamo tentando di vedere se mi sta in piedi un'ordinanza per riportare i giornali ai bar. I bar, insomma, il fatto che il giornale sia un giornale di comunità, no? Al quotidiano. Grazie Presidente. Prego. Giacomo Uzzo, poi la collega Nuovo Terraneo. Buongiorno, volevo chiederle Presidente il tema di scuola. La Regione Puglia, in particolare l'assessore all'istruzione, ha annunciato l'assunzione di voler assumere a tempo indeterminato personale, sia ATA che insegnanti, ovviamente in modo provocatorio, penso, anche se poi l'assessore all'istruzione ha scritto sia al Ministro Azzolina che al Ministro Gualtiero per chiedere l'autorizzazione per finanziare nuove assunzioni, perché da settembre non ce la fa. Domanda, anche il Veneto ha intenzione di seguire questa scia? Ma non è una nostra competenza. Staremo a vedere questo percorso della Puglia, però un invito che faccio a voi è di monitorarlo. Nuovo Terraneo. Sì, ecco Presidente, io forse volevo anch'io chiedere, la risposta sarà la stessa, che non è di competenza, però mi la fanno tante persone che questa domanda, e so che comunque stiamo in attesa delle linee guida del governo, però tutti premono per questi famosi bonus, è un argomento completamente diverso, parlo dell'edilizia. E che non è competenza del... Perché il decreto, scusi, ma il decreto si converte, penso, a metà luglio, una roba quindi fino a metà luglio non abbiamo certezza. Ma ogni volta viene posticipata questa? No, sono i tempi del decreto, sono 60 giorni, no? Per cui non si potrà sapere niente prima di... No, c'è un testo del decreto che è quello che abbiamo letto tutti sui giornali, del 110% fino a 66.000 euro per il sisma bonus, poi c'è l'eco bonus. Però per avere la certezza giuridica deve essere convertito il decreto, quindi diventare legge. Per cui adesso tutti... È prudente attendere la... Perché ci sono tutti i cantieri lì. Però è vigente il vecchio. È vigente la vecchia legge che parla del sisma bonus, dell'eco bonus e del bonus per la ristrutturazione. Quindi finché non c'è una legge vecchia e c'è una parte di quella nuova che non escludo che possa anche venire modificata rispetto ad alcuni atteggiamenti. Grazie. Prego. Altre domande? Bene. Io vi ringrazio, cedo volentieri la parola al Sore Lanzarin. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, il Presidente ha già anticipato alcune questioni. Stiamo parlando del decreto rilancio, quindi decreto 34 del 19 maggio 2020, che è il secondo decreto dopo il decreto 18, che a livello sanitario ha tutta una serie di articoli che individuano tutta una serie di posizioni. E andava, se vi ricordate, ad aumentare il fondo sanitario di 3 miliardi 250 milioni, ricordo a memoria. Questi 3 miliardi 250 milioni saranno poi suddivisi per le regioni in base al riparto. Non si è ancora parlato il tipo di riparto, se sarà riparto storico, quindi con le percentuali storiche, o se sarà un altro tipo di riparto. Al Veneto, di solito, sapete, il riparto è dell'8%, il Presidente citava 100 milioni perché sono i 100 milioni soprattutto relativi agli interventi strutturali. Poi c'è chiaramente anche delle altre cifre che dovrebbero arrivare, che sono quelli legati al personale per chiaramente coprire gli interventi strutturali. Gli ambiti di azione sono: uno è quello ospedaliero, quindi la previsione, voi sapete, commissario Arcuri, di potenziamento delle quelle che sono le terapie intensive e le terapie semi-intensive, e quindi c'è un numero, un parametro ben definito, insomma, che spetta al Veneto, di posti letto aggiuntivi per quanto riguarda le terapie intensive e semi-intensive, che nel nostro caso vanno a
allinearsi, perché avevamo stati anche avevamo fatto numeri migliori con la precedente delibera, quindi nel nostro caso insomma non dobbiamo pensare a posti aggiuntivi, perché nei famosi 825 posti che cita il Presidente insomma siamo già di molto sopra rispetto al parametro nuovo che il Ministero ci dà, solo che queste terapie intensive diventano strutturali, quindi si fanno anche adeguamenti strutturali dove vengono localizzati e quant'altro. Poi c'è il passaggio per quanto riguarda la parte di emergenza-urgenza, quindi la parte relativa ai pronti soccorsi, quindi tutti i 43 pronti soccorsi del Veneto pubblici avranno un intervento che sarà un intervento modulabile, nel senso tireremo via le terapie intensive, le tende, e quindi verranno costruite, verranno posizionato qualcosa di mobile in questo momento per affrontare l'emergenza subito, dopodiché ci sarà lo studio anche per trovare degli spazi fissi, quindi anche ristrutturazione di ambiti all'interno dei pronto soccorsi che possono diventare quindi spazi fissi per dividere il triage, chiaramente dividendo anche tra spazi più ampi per gli ospedali hub, azienda ospedaliera mi viene in mente, rispetto ad ospedali e pronto soccorsi più piccoli, quindi con anche necessità di spazi inferiori. Andremo a potenziare anche sempre nella rete dell'emergenza-urgenza i SUEM, quindi le centrali operative legate al 118. Questo per quanto riguarda la parte sanitaria ospedaliera. L'altra parte è quella territoriale. Nella parte territoriale cosa andiamo a fare, cosa ci viene chiesto e cosa andiamo a potenziare? Allora andiamo a potenziare tutta la parte territoriale che è legata alla domiciliarità, cioè già noi in Veneto abbiamo l'assistenza domiciliare l'ADI che viene appunto gestita, oggi viene gestita circa 30.000 persone, gestiamo a casa attraverso gli infermieri dell'ADI circa 30.000 persone. Quindi c'è un potenziamento anche di tutta la parte domiciliare, c'è un potenziamento per quanto riguarda appunto la parte infermieristica aggiuntiva a questa che è l'infermiere di famiglia, quindi questa nuova figura. C'è un parametro perché loro individuano 8 infermieri di famiglia ogni 50.000 abitanti. Quindi sono stati fatti anche delle verifiche e dei numeri, noi dovremo assumere 441 infermieri di famiglia ogni 50.000 abitanti. Quindi noi dovremo assumere circa 441 infermieri di famiglia, perché ne abbiamo già circa 200 all'interno delle medicine di gruppo integrato o delle medicine di rete oppure le reti associative, perché chiaramente questi infermieri di famiglia dovranno lavorare con i distretti, quindi possono fare attività ambulatoriale all'interno dei distretti, cure primarie, oppure possono anche, questo l'abbiamo anche specificato, andare in supporto a quei medici che non sono in gruppo, che quindi sono rimasti medici da soli, non c'è la medicina di gruppo integrato o la rete associativa, sia per fare attività di ambulatorio lì, ma sia anche per fare visite a domicilio. Vengono confermate le USCA, quindi le unità speciali di continuità assistenziale. Voi sapete che ce ne sono 51 oggi attive in Veneto, vengono confermate e noi mettiamo la temporaneità fino al 31/12/2020 perché poi vorremmo capire cosa verrà fatto a livello di governo centrale e le USCA sono di supporto rispetto a sempre i medici di medicina generale, le RSA, ma non solo nel carico, perché tutto l'impianto non si rivolge più solo ai positivi, quindi alle persone che risultano positive e quindi affette da coronavirus, ma anche nella gestione della cronicità e della fragilità. Quindi si allarga e va un po' in scia rispetto al nostro piano sociosanitario che sapete insomma cronicità, fragilità, insomma abbiamo dedicato dei capitoli ben definiti. Vengono potenziati poi i dipartimenti di salute, di igiene e sanità pubblica, anche qui c'è un parametro definito che è
oppure un assistente sanitario o l'infermiere oppure il tecnico, perché qui sono figure diverse, ogni 10.000 abitanti. E cosa deve fare diciamo, queste persone che vengono individuate? Si devono occupare delle indagini epidemiologiche, del contact tracing, si devono occupare un po' della parte, insomma, di collegamento anche tra la parte puramente territoriale e poi quella legata ai medici di medicina generale, alle USCA e poi alla parte ospedaliera. Quindi c'è il potenziamento anche per quanto riguarda i SISP, insomma li conosciamo come SISP, proprio per potenziare le dotazioni organiche di queste per affrontare in maniera più forte quella che potrebbe essere l'emergenza. Tutto questo viene fatto con il raccordo attraverso la centrale operativa territoriale, la COT, che voi sapete c'è, è stata prevista nel piano sociosanitario 2012, riconfermata nel piano sociosanitario del 2018, che è il collegamento tra l'ospedale e il territorio. Quindi rivedendo, un po' ridisegnando con già molte cose che noi avevamo ma mettendole in rete. C'è poi il capitolo specifico sulle RSA, sui centri servizi per anziani, in cui noi prevediamo 3 livelli. Il primo livello è quello del direttore sanitario, quindi prevediamo questa figura, una figura con dei parametri ben definiti, con anche qualifica e quindi tipologia, quindi laureato in medicina e chirurgia con specialità in igiene e sanità pubblica oppure specialità equivalenti. Individuiamo un direttore sanitario ogni circa 100 e ogni 230 posti letto, quindi una struttura possono condividere il direttore sanitario tra più strutture, e viene poi inserito e pagato dal sistema sanitario regionale. Non vengono meno le altre figure che ci sono all'interno dei centri servizi per anziani, ossia, come ricordava il Presidente, il medico curante, che è il medico di medicina che c'è all'interno della struttura e che segue il paziente, e il medico coordinatore, che è quello invece che è in capo a ogni singola azienda sanitaria e fa da tramite. Manteniamo il team specialisti che durante la fase di piano di sanità pubblica sono stati costituiti e sono entrati all'interno delle RSA, all'interno delle strutture per anziani, quindi team di dottori specialisti che con le USCA e con altri professionisti sono entrati nelle fasi più acute e hanno gestito quindi un po' le situazioni più difficili e più a rischio, con quindi il geriatra piuttosto che l'infettivologo, piuttosto che quello della prevenzione e quant'altro. E poi il terzo livello che diceva il Presidente, qualora ci dovesse, quindi è una possibilità che noi mettiamo, qualora ci dovesse essere un'altra epidemia di dimensioni come questa, o comunque insomma situazioni come quelle che abbiamo vissuto, prevediamo di individuare una struttura per provincia e di individuare un sovrintendente, insomma, tra i direttori sanitari che gestisca questa struttura in modo da evitare che ci sia la commistione, come c'è stata, insomma, tra strutture che avevano positivi, negativi, insomma, che diventava difficile anche la gestione. Quindi anche un'azione, insomma, di questo tipo che va a dividere i percorsi, renderli più separati e anche poi con l'avallo di un'assistenza sanitaria più forte. Questa nell'ipotesi che si riverificasse però situazioni come quelle che abbiamo verificato. C'è tutto un insieme di costi che sono quelli legati al personale, terapia intensiva, infermieri di famiglia, SISP, emergenza, urgenza, eccetera, li trovate in quello che vi è stato consegnato, che chiaramente chiedono poi una continuità, perché oltre ad essere un numero importante di assunzione, ma anche una continuità di risorse per mettere a regime tutte queste persone che dovremmo assumere in base a questi parametri. Domande? Pederiva. Grazie, buongiorno Assessore. Intanto, quando verranno smontate le tende? Penso all'estate che sta diventando molto calda. Allora, stanno facendo un piano e credo quindi, proprio perché l'estate è calda, perché poi voi avevate sentito la protezione civile, aveva anche la necessità
di smontarle, sanificarle, ripulirle ed essere pronte nell'eventualità, speriamo di no, insomma, perché mi sembra che per quest'anno abbiamo dato a sufficienza, ci dovessero essere altre emergenze di qualsiasi tipo. Quindi stanno facendo un piano, io penso stanno già verificando rispetto a delle strutture mobili che quindi da poter già comprare, già poter già posizionare all'interno dei pronti soccorsi, quindi credo che sia una cosa abbastanza veloce. Parliamo anche delle tende da triage, cioè intendo... Le tende da triage. Perfetto. E la seconda cosa, a proposito della struttura per provincia che verrà individuata prossimamente, è solo per gli anziani, cioè solo per gli ospiti delle case di riposo che dovessero... Sì, oggi l'abbiamo previsto solo per gli anziani, quindi i centri servizi, perché è dove abbiamo avuto i problemi. Nelle altre, diciamo, in tutto il resto del mondo sociosanitario, quindi disabili, salute mentale piuttosto che dipendenze, non ci sono stati grossi problemi, ci sono stati pochissimi casi ma circoscritti. Nulla toglie che però se c'è una struttura dedicata possono andare anche altri pazienti di altre categorie che fanno parte dell'extra ospedaliero. Terza e ultima, solo un chiarimento sulle cifre. Leggo nelle slide che ci sono state consegnate 101,5 milioni per interventi strutturali e 128,7 per il personale. Sì. Sono sempre tratti appunto dal stanziamento nazionale. Prima si diceva che non è ancora chiaro il criterio di riparto. No, il criterio di riparto non è ancora chiaro, nel senso che se sarà il criterio tradizionale con la percentuale dell'8% più o meno, insomma, che spetta al Veneto, oppure altri criteri, comunque saranno arriveranno da quella cifra che vi dicevo prima, quindi 3 miliardi 250 milioni, insomma, sperando che siano, insomma, capienti a sufficienza. Insomma, noi abbiamo chiaramente risposto a quello che erano i parametri e le richieste. È chiaro che poi oggi, siccome sapete che il decreto rilancio è in discussione, ci possono essere anche degli emendamenti che vanno a modificare alcune cose che noi abbiamo inserito in questa delibera, però allora le modificheremo. Però noi avevamo una tempistica, e quindi rispondo alla domanda, che era quella di entro 30 giorni da quando è stato varato il decreto rilancio, quindi 19 maggio 2020, un mese dopo, quindi 19 giugno 2020, dovevamo inviare il provvedimento al Ministero. Noi l'abbiamo inviato, abbiamo fatto la delibera e abbiamo contestualmente trasmesso la DGR in quinta commissione, quindi la quinta commissione, insomma, ne analizzerà, perché chiaramente una DGR è anche che è giusto che la quinta commissione, insomma, ne prenda visione e se deve fare delle osservazioni le faccia. Abbiamo Marchiori, Tosato ed Emiliano. Buongiorno Assessore, è una domanda extra delibera. Continuano ad arrivare tantissime segnalazioni di utenti che non riescono a prenotare visite. Ieri c'è stato anche nel Veneziano un comunicato da parte dei sindacati per la questione CUP, insomma stanno troppo al telefono. Come si può risolvere questa situazione? Perché è generalizzata proprio in varie province. Lo sappiamo, sicuramente era prevedibile, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo sbloccato e abbiamo riaperto tutte le prestazioni che erano state sospese, è chiaro che in quel momento, insomma, si arrivava a un imbuto. Sono state potenziate le linee telefoniche, però stiamo cercando effettivamente anche con altri meccanismi, tramite sistemi WhatsApp eccetera, di dare, diciamo, una risposta, anche se sappiamo, insomma, che la problematica è una problematica, insomma, importante a livello di numeri, perché effettivamente i numeri sono tanti, però insomma le USL si stanno organizzando, stanno cercando effettivamente di dare una risposta tempestiva, di risolvere un po' questo imbuto che si è formato. Tosato. Sì, Assessore, buongiorno. Chiarissima la cosa sulle RSA e ritengo veramente una svolta fondamentale questa istituzione del direttore sanitario, che finalmente porta programmazione, chiarezza, responsabilità in un settore nel quale ne sono state combinate purtroppo di tutti i colori. Io le farei una domanda che riguarda questi centri satellite dedicati a possibili nuove epidemie. Come li descriverebbe in sintesi e con semplicità rispetto ai reparti Covid attuali? Cioè come possiamo immaginarcela? Ma allora, nella delibera è anche scritto che saranno poi
concordati e verificati con i rappresentanti delle due sigle principali, ossia UNEBA e Euripa, proprio perché potrebbe anche essere l'individuazione di delle strutture che si svuotano, diventano quindi temporaneamente Covid, RSA, insomma se ci dovesse essere una recrudescenza e un'esigenza di questo tipo, e gli ospiti che sono invece negativi vengono trasferiti nelle strutture vicine. Però quindi è un percorso che vogliamo fare assieme alle associazioni che rappresentano i centri residenziali per anziani. Ma ecco, la cosa che io, mi perdoni ma non ho capito, attualmente diciamo ci sono degli ospedali dove quei pochi rimasti di pazienti Covid sono isolati rispetto ai pazienti ordinari. Rispetto a questo cosa cambierà? Andrete negli ospedali dismessi? No, potrebbe essere che una struttura venga svuotata, una struttura oggi RSA venga svuotata e venga dedicata solo in accordo con quel territorio eccetera, solo per i casi positivi, e le persone negative che sono in quella struttura trovano alloggio in una struttura vicina o limitrofa. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Oppure un'altra ipotesi è quella di trovare, ma poi dipende logisticamente da ogni azienda sanitaria, delle destinazioni che siano in grado di rispondere, e bisogna capire in base ai numeri, quindi è da costruire, però insomma con questa flessibilità. Grazie. Emiliano. Assessore, buongiorno, resto colpito anch'io dalla nomina del direttore sanitario. Spero di non banalizzare la cosa, quindi posso chiamarlo un po' l'uomo di fiducia da parte della Regione, e volevo capire nei confronti dei colleghi presenti, quindi del medico curante e coordinatore, è lui che ha potere decisionale in ambito di emergenza o altre situazioni particolari? Il direttore sanitario avrà dei compiti ben definiti all'interno della struttura per quanto riguarda appunto sanità pubblica, e quindi rispetto anche a quella che è l'organizzazione interna. Rimarrà poi il coordinamento a livello aziendale tramite il medico coordinatore. Noi riteniamo che questa sia anche un alzare la qualità, ma anche l'attenzione, se vogliamo la sorveglianza, e se vogliamo anche proprio per garantire sappiamo che all'interno di queste strutture oggi le persone sono persone che hanno sempre più bisogno anche di carico assistenziale, indipendentemente dalla pandemia, dal coronavirus e quant'altro, ma sappiamo insomma, se qualcuno frequenta queste strutture, che ormai sono strutture insomma, che hanno bisogno anche di un carico assistenziale importante, una figura di questo tipo sicuramente va nella direzione anche di dare una risposta anche a questo. Volevo capire però, sono due figure ben distinte, una è pubblica, diciamocelo, e l'altra è privata, quindi con un interesse non solo sanitario ma anche, ahimè è brutto dirlo, economico. Queste RSA sappiamo alla fin fine di che natura insomma sono fatte. Volevo capire come si coordinano queste due figure, quindi una ha un interesse pubblico e l'altro invece di salute, ok, di sanità, ma comunque sempre privato. Ma l'interesse deve essere sempre pubblico, io credo, indipendentemente da che nomini uno o nomini l'altro, perché alla fine comunque ricordiamoci che all'interno di queste strutture vengono erogati LEA, livelli essenziali di assistenza, e vengono erogate quote del servizio e del sistema sanitario. Grazie Assessore. Andrioli e Giacomo Muzzo, giusto? Se ho capito bene, è per gli anziani in caso di ritorno dell'emergenza, certo. In ogni provincia un riferimento. Solo in quel caso. Solo in quel caso lì. Seconda cosa, sulle cifre non mi tornano i conti. 101,5 milioni per interventi strutturali, questa è la delibera da 100 milioni, è questa. Sì. Poi sotto però 128,7 milioni per il personale, quindi come la devo leggere la delibera da 100 allora, milioni? Allora, i 101 milioni sono i milioni gli interventi strutturali, quindi terapie intensive, sì. Pronti soccorsi, SUEM, quindi lavori strutturali. Il resto sono il personale, perché tipo per le terapie intensive ci vogliono, cioè per i posti aggiuntivi ci vogliono 55 milioni, per gli infermieri di famiglia 13 milioni, quindi sono quelli che vanno in attuazione
degli interventi che... Esatto. Sì, perché il posto in terapia intensiva non è il posto spurio. No, è poi ha bisogno di tutto il personale. E anche quello rientra nel fondo nazionale del decreto. Cioè, dovrebbe rientrare tutto nel fondo, dovrebbe, adesso bisogna capire la capienza perché non sappiamo quanto arriverà al Veneto, quindi cioè, noi abbiamo comunque fatto una programmazione in base a dei parametri che ci sono, delle esigenze e quant'altro. Adesso in quello che sarà il riparto vedremo rispetto appunto a quello che arriverà in quota al Veneto, insomma. Potrebbe essere di più, potrebbe essere anche di meno? Non lo so. E quei 128 quindi sono quelli che servono per far funzionare la delibera da 100 milioni, però al grande pubblico... In cui abbiamo anche messo, qui per facilità, vi abbiamo messo anche 29,8 milioni che è il personale che è già stato assunto da marzo, il famoso 1600 persone che sono state aggiunte, quindi che è un personale che noi stiamo già pagando, quello che sono i famosi 35 che adesso saranno arrivati anche 40, adesso no, sono 13, 20, 30 milioni, sì, i famosi 30 milioni che abbiamo citato già in altre occasioni, se vi ricordate. Ma quelli sono sì, quello che scade a ottobre, esatto, abbiamo messo solo, però l'abbiamo distinto, se lo vedete, 29,8 milioni che è la somma di 16 e 13 sono il personale già assunto da marzo. Le parti invece, i 98 milioni, quindi i 100 milioni, sono il personale che servirebbe per l'attuazione di tutto quello che vi ho citato. Okay. Però non ha senso che arrivino 100 milioni per le infrastrutture se poi mi manca anche il personale. No, allora è chiaro che dovranno... Esatto, non c'è ancora una cifra di riparto, ma dovrebbero arrivare assieme. Dei 230 milioni di, chiamiamolo debito sanitario su 124 giorni di emergenza, giusto? Detto così. Lì però ci sono anche tutti i 230 milioni, comprendono anche tutto il discorso DPI, quindi tutto il materiale DPI, mascherine e quant'altro, anche il materiale che noi abbiamo preso in proprio per quanto riguarda il discorso delle terapie intensive, ventilatori, insomma, quindi comprende anche quello. Più il personale, quindi già parte di questo personale, quello fino a marzo è già inserito appunto, quindi un calcolo insomma complessivo tra quello che è stato e quello che sarebbe con l'attuazione. E sono soldi già ipotecati dalla Regione, già spesi dalla Regione? In parte sono già spesi. Sì. E sono fondi regionali? Sì. E sono fondi del Fondo Sanitario Regionale nostro. Okay. Un'ultima domanda, una precisazione anche lì sui numeri. Il Presidente Zaia prima ha detto per arrivare a quota 1000, però facendo i calcoli 211 posti letto, le intensive, più le terapie semi-intensive, e non mi tornano i conti. No, perché poi ci sono tutti i posti, lui cita anche i posti di malattie infettive che sono stati ricavati, che non vengono citati perché oggi sul decreto si parla solo di terapie intensive e semi-intensive, però voi se vi ricordate anche nella famosa delibera quella precedente che è stato quella appunto che individuava l'emergenza eccetera, c'erano anche tutti i posti di malattie infettive. Quindi la sommatoria di tutte le famiglie. Quindi quanti saranno terapia intensiva e semi-intensiva? Sono 211 posti letto che sono quelli previsti, cioè col parametro 0,14 ogni 1000 abitanti che prevede, insomma. Noi ne avevamo già previsti altri 135 già previsti, quindi sono 135 più 211. E lo stesso vedete dall'altra parte, insomma 343 posti letti riconvertibili da altri reparti, altri 320 erano già stati previsti, insomma. Ah, ecco qua, quindi vedi. E avevamo Tosato e la... Basta? Sì. Cioè i nostri posti letto erano molto superiori, cioè quelli che noi abbiamo fatto con il piano che abbiamo mandato subito le 2 o 3 settimane, quello che abbiamo fatto con la delibera 5/22 che era quella di inizio maggio, no? Sono superiori rispetto a quelli che oggi il Ministero ci chiede per rispettare i parametri e le nuove norme che loro indicano. Siamo stati larghi. Un dettaglio sulle assunzioni di infermieri. Sì. Intanto questi infermieri saranno impiegati nei reparti ospedalieri? L'infermiere di famiglia no, l'infermiere di famiglia sarà assunto dal distretto, dalle cure primarie, potrà lavorare all'interno degli ambulatori del distretto
oppure potrà essere dislocato in capo ai medici di medicina generale, soprattutto quelli che sono da soli, che non sono in gruppo e hanno già l'infermiere. Sì, questo sì, ma e le nuove assunzioni riguarderanno soprattutto gli infermieri di famiglia? Infermieri di famiglia, SISP, quindi servizi di dipartimento e prevenzione, e poi quelli che sono previsti per mettere a regime i posti di terapia intensiva e di semi-intensiva che dobbiamo fare. Ecco, sono 400 in tutto, giusto? Non c'ho la somma complessiva, sono 441 solo gli infermieri di famiglia, sono 400 solo quelli in famiglia, poi ci sono il resto che non sono divisi, però quelli per l'ospedaliero non vi abbiamo dato il dato diviso, cioè quanti infermieri, c'è solo una somma complessiva di quanto ci costa il personale, se vedete non c'è il dato quanti saranno, non ve lo so dire. È realistica la cifra di 1 migliaio di nuove assunzioni? Sì. In che arco di tempo? In teoria da qua a fine anno si pone il problema delle strutture per anziani, per cui insomma è chiaro che non potremmo farlo in maniera simultanea. Minimo aspettiamo quelli che escono a ottobre. A ottobre escono gli nuovi infermieri, che saranno circa 600 in Veneto dal corso di infermieristica. L'ultimo dato che mi hanno dato dovrebbero uscire circa 600 a ottobre. Quindi con questi 600 che escono capiremo un attimo rispetto appunto alle posizioni, rispetto alle esigenze. Grazie. E con questo chiudiamo, grazie a voi. Si chiude anche oggi la conferenza stampa alla sede regionale della Protezione Civile. Diamo uno sguardo prima dei saluti al report inviato da Azienda Zero. Rivediamo assieme quindi le variazioni che ci sono rispetto a ieri sera. Ci sono questi 2 nuovi casi positivi. Si tratta di una donna di 86 anni in una casa di riposo in provincia di Vicenza, una donna di 69 anni residente in un comune in provincia di Bergamo. Il test è stato effettuato al Pederzoli di Verona, è risultata positiva per un totale di 19.253 casi positivi. 741, vedete come sta calando questo numero, invece sono i soggetti in isolamento domiciliare. Andando a vedere la situazione all'interno degli ospedali in area non critica e in terapia intensiva, buonissime notizie, questo -3 persone in area non critica, di conseguenza insomma 3 persone in meno nell'area non critica, siamo a 216, resta invariata la situazione in terapia intensiva, 11 in terapia intensiva, pazienti in terapia intensiva, di cui solo 1 positivo, ancora positivo, mentre gli altri sono stati altri 10 negativizzati, e fortunatamente invariata anche la situazione per quanto riguarda i decessi, 1425 dal 21 febbraio ad oggi all'interno degli ospedali, quindi dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Comunque insomma nella notte fortunatamente nessuna persona ha perso la vita. Io ricordo l'appuntamento alle 16:30 come sempre con la ginnastica dolce, zumba e tai chi, e poi l'appuntamento come sempre alle 18 si va tutti alla Basilica del Santo di Padova per seguire in diretta la Santa Messa. Grazie per essere stati con noi, un buon pomeriggio.